Siamo qui in questo bosco dei palù, bosco, siepi dovrebbero essere dei palù in origine, dove si producono legna d'alto fusto ma anche legna da ardere. Legna da ardere dalle piante che noi vediamo qui che sono più piccole, sono quelle a ceduo, e niente, vengono tagliate alla base, poi sezionate. Si può anche fare una stima della produttività e sul modo, su come verranno tagliate, passo la parola all'istruttore forestale Michele Sambugaro. Grazie Loris. Allora, come l'alto fusto, anche il ceduo ha la sua tecnica per effettuare il taglio in sicurezza. Bisogna metterla in pratica ancora in modo più rigido, perché non sembra, per i neofiti sembra molto più facile abbattere una pianta piccola che una pianta grande, invece è il contrario, è molto più semplice e meno pericoloso abbattere un alto fusto, pianta grande, che un ceduo, pianta piccola che va fatta per far legna, che ci mette molto più in difficoltà anche a me che sono istruttore, che lavoro tutto il giorno con la motosega, sicché do un consiglio a chi andrà a tagliare la legna per casa, per il suocero, per l'amorosa o per chiunque, di prestare molta attenzione. Tecnica base, tacca di mira, taglio obliquo. Il taglio abbattimento è molto importante qua, perché di solito le piante ceduo nascono molto piegate. Qua bisogna cercare di usare una tecnica molto particolare, forare la pianta, lasciare il legno di sostegno dietro, sarebbe una doppia cerniera, e poi tagliarla per ultima a fetta di salame cosiddetta a 45 gradi, per evitare che la pianta esploda. Molti sono fatti male, anche morti, tagliando soprattutto acacie e rubinie che nascono molto piegate. E comunque magari dopo vedremo in pratica quello che facciamo. Adesso passo la parola a Diego che spiegherà come va fatto tutto il resto. Grazie, sono Diego Piotto, sono un dottore forestale libero professionista. L'importanza della legna da ardere è ormai diciamo, è chiara. Sicuramente, soprattutto in questi parti, avere un'energia rinnovabile come quella della legna da ardere a veramente chilometri zero o quasi è importante anche contro il cambiamento climatico. Ormai la legna da ardere, come tutte le biomasse d'energia, sono riconosciute a tutti gli effetti come un'energia rinnovabile. L'importanza di effettuare il taglio durante il riposo vegetativo, quindi diciamo in questa zona possiamo dire da la metà di novembre fino a questi periodi qua, fino ai primi di aprile. L'importanza poi di lasciare una ceppaia bassa, tagliata bassa, regolare, come poi Michele ci farà vedere, così per favorire il ricaccio dei polloni. Adesso procediamo a tagliare questa pianta, che è un platano di piccole dimensioni, farà circa, alla base farà 13-14 cm di diametro. È molto difficile da abbattere, non per il peso, non per l'altezza, ma bensì per le dimensioni ridotte che ha dove andremo a fare il taglio. Perché già abbiamo la barra catena che fa 9-10 cm e le proporzioni del taglio che dovremo fare saranno molto difficili da rispettare. Il taglio del cedo va come l'alto fusto, le proporzioni devono essere rispettate, un quinto la tacca di mira, minimo 45 gradi il taglio obliquo, sarebbe la tappa che tiriamo via, e uno scalino dal taglio di abbattimento alla tacca di mira di 1/10 del diametro è uguale alla cerniera.
Michele Zambugaro ha abbattuto una pianta aceduo. La differenza con stamattina che abbiamo abbattuto una farnia che era matura da alto fusto è che quella non ricaccerà più di suo da quella ceppaia là, ceppaia marcirà, e però verranno su le piantine da seme attorno che potranno formare altro fusto. Nel bosco cedo invece, che può essere anche come in questo caso nelle siepi, per produrre legna d'ardere è stato fatto l'abbattimento. A questo punto però in primavera questa ceppaia qua, che aveva tutte le sostanze di riserva nella radice, spinge la linfa verso la ceppaia stessa. Non trova però lo sfogo da risalire lungo il tronco, si accumula in questo bordo attorno. Qui ci sono delle gemme dormienti. Dalle gemme dormienti così ricche di linfa ricacciano, rispuntano. Qui fra 15-20 giorni si vedranno tutti i piccoli rametti, gemme, come si può dire, germogli che vengono su. Queste qua pian pianino si autoselezioneranno, formeranno di nuovo un'altra pianta con più polloni, si dice, e fra 10-15 anni avremo altre piante adulte da poter tagliare e così via. Cioè è un taglio periodico sempre dalla stessa pianta, la radice rimane sempre viva e sempre produttiva. Allora vedi Loris, io qua adesso ho rettificato la ceppaia, ho tagliato questo pezzo, come prevede anche la normativa forestale, nel ceduo va tagliata, diciamo, un po' in pendenza, non va tagliata in piano, perché se la tagliamo in piano si ferma sopra l'acqua e poi marcisce, e quello che hai detto te, che nascono di nuove piante, di nuovi polloni, perde la capacità, sicché in questo caso va tagliata un po' in pendenza, più bassa possibile e un po' in pendenza. Il livello di inquinamento, la tossicità dei fumi che escono dalla combustione del legno, il livello di tossicità dipende tantissimo da come viene bruciata la legna. Se noi bruciamo la legna all'aria aperta, singola combustione, o in una stufa economica di vecchia concezione, un caminetto aperto, è giusto dire che il legno inquina, si creano sostanze chimiche non combuste che escono al camino e sono molto tossiche per l'uomo. Viceversa però un'ottima combustione, quella che troviamo nelle caldaie che possono essere a cippato, a pellet, ma anche nelle nuove caldaie a fiamma inversa che bruciano pezzi di legna, o nelle stufe di nuova concezione che hanno la doppia combustione, il doppio giro d'aria, quel fumo che esce è molto meno tossico di quello da una combustione semplice, e quello che va fuori viene combusto quasi tutto dentro nella camera di combustione, e quello che esce non ha quella tossicità che avrebbe l'altro legno. Questo è importante dirlo, perché altrimenti si fa disinformazione e si criminalizza qualcosa che in realtà pericoloso non è. Un fattore veramente importante quando si taglia il ceduo per produrre legna da ardere è rispettare le fasi lunari. E siamo proprio nel momento giusto, perché la Luna è in fase calante. Pensa che ci sono alcune province dei territori montani, come la provincia di Bolzano, che mette addirittura a disposizione un calendario perché deve intervenire in bosco e tagliare gli alberi. Il taglio in fase calante, di luna calante, permette di avere un'ottima combustione in stufa, valorizzando quindi il materiale e facendo produrre più calore possibile. E vorrei fare una domanda, se c'è qualche accorgimento per l'essiccazione. Allora, per l'essiccazione bisognerà aspettare sicuramente una stagione bella, una stagione estiva, quindi farlo l'inverno prima per l'inverno dopo, e metterla, creare magari una piccola catasta coperta e riparata dalle intemperie. Siamo arrivati alla conclusione di questa giornata. Abbiamo visto l'abbattimento in sicurezza di una pianta per produrre legna da ardere, abbiamo visto la tecnica di abbattimento. La sicurezza è importante e forse sembra un po' più lento nel taglio, ma in realtà la produttività ne guadagna. Un'altra cosa da dire, abbiamo prodotto una biomassa per produrre energia rinnovabile, nel senso che noi bruciando la legna emettiamo in atmosfera CO2, ma è quello stesso carbonio, quello stesso CO2 che prima la pianta aveva sottratto all'atmosfera con la fotosintesi. Quindi siamo a un bilancio neutro.